Daydreamer, anticipazione episodio 76. Jeanne libero grazie a Sanem. In questa puntata Sanem si incontra con Fabrice per cedergli il suo profumo in cambio della libertà di Jeanne. Inoltre Sanem vuole che Fabrice esca dalla sua vita, da quella di Jeanne e dalla compagnia. Lei gli darà il profumo a certe condizioni, non vuole che Jeanne sappia della cosa. Lui le chiede perché ha tanta paura di Jeanne, lei dice che non è paura ma è amore. In commissariato, poco dopo, Jeanne viene liberato, poiché Fabrice ha ritirato la denuncia, ma Jeanne vorrebbe sapere il motivo. Poco dopo, Fabrice si incontra con Eileen, le dice della promessa fatta a Sanem, ma anche che non le ha detto che riavrà le azioni di Jeanne. Le azioni le consegnerà a lei per far fallire la compagnia, mandandola lentamente in bancarotta. Jeanne ritorna in agenzia ed è palese quanto lui e Sanem si siano mancati. L'avvocato ha riferito a Jeanne che il suo rilascio è merito di Eileen. Lei ha convinto Fabrice a ritirare la denuncia e lui le ha dato le sue azioni. Jeanne non vuole saperne il motivo, ma non la vuole in compagnia. Jeanne e Sanem si ritrovano solo in ufficio e Jeanne le dice che non deve dire nulla, vuole solo un suo abbraccio. Poi la tranquillizza e le assicura che riusciranno a superare questi brutti giorni insieme. Sanem dice di aver avuto tanta paura. Jeanne afferma che non si fida di Eileen e scoprirà che cosa ci sia sotto, eppure Sanem deve fare attenzione. Anche Mirre non crede al racconto di Eileen, perché Fabrice non è una persona facile da convincere. Comunque Mirre le ribadisce che tra loro è finita e non esiste più un noi. Osman telefona a Leila e si danno appuntamento per la sera. Jeanne cerca Sanem in archivio e i due, appartati, si dicono quanto l'uno sia mancato all'altra. Jeanne ha finito il suo lavoro e vuole che lei riordini per andare insieme alla casa di montagna a guardare un film. Vuole passare del tempo insieme a lei. Sanem racconta a Jeanne che i suoi genitori sono ancora ai ferri corti e il caso che lui l'accompagni a casa. Jeanne e Sanem si recano sul molo. Sanem gli dice che era molto preoccupata per lui, soprattutto per via della rottura della sua pietra, ma Jeanne afferma che lei è il suo talismano, il suo angelo custode. Sanem torna a casa e racconta alla madre che Jeanne è fuori dal commissariato. Mekhibe invece le dice che Niyet è ancora accampato al negozio. Sanem si reca da lui e cerca di convincerlo a parlare, solo così si possono risolvere i problemi. Il padre piange dicendo che non aveva ancora capito quanto le figlie fossero cresciute, quanto il tempo passasse velocemente. Lui le dice che si sta solo preoccupando, che ora lei lo sta guardando negli occhi e gli sta forse dicendo che ha trovato l'uomo che si prenderà cura di lei quando lui non ci sarà più. Sanem conferma di averlo trovato. La giovane invita poi il padre a ritornare a casa perché Mekhibe gli ha preparato la cena. Intanto Leila ha deciso di dare una possibilità a Osman, mentre Sanem si mette a preparare il profumo da dare l'indomani a Fabrice. Jeanne, però, continua a sospettare che ci sia qualcosa dietro alla rinuncia di Fabrice. Prima di andare a dormire, Jeanne telefona a Sanem e le chiede se stia dormendo. Lei gli dice che sta pensando a lui. Gli racconta che il padre l'ha perdonata e che le ha chiesto se ha trovato chi la proteggerà e lei ha risposto affermativamente, però non ha ancora perdonato la madre. Jeanne le chiede se lui è quell'uomo, lei gli dice di sì. Lui vorrebbe baciarla, ma purtroppo al telefono non è possibile. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!